Notte di sangue sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, 2 morti e 5 feriti è il bilancio di un incidente stradale verificatosi all'altezza del bivio per Maddalusa. Le vittime, Giuseppe Piparo e Cristian Russo, entrambi quindicenni, viaggiavano a bordo di uno scooter Gilera Runner, con loro anche altri coetanei in sella rispettivamente ad una Vespa Piaggio e ad un altro Gilera. Il gruppo di giovani centauri stava rientrando nel loro quartiere di Villa Seta quando improvvisamente un Alfa Romeo 147, condotta da un ventenne di Siculiana, per cause in corso di accertamento, li ha travolti. Violento l'impatto con lo scooter dei 2 sfortunati ragazzi, incastrato tra le lamiere dell'auto e trascinato sull'asfalto per diversi metri. Ciclomotore che nello scontro si è anche incendiato. Sul posto tempestivo l'arrivo dei mezzi di soccorso delle forze dell'ordine, ma per i 2 quindicenni non c'è stato niente da fare. Dei 5 feriti trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sarebbero gravi le condizioni di salute solo del ragazzo passeggero che viaggiava a bordo della Vespa. A ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico veicolare per diverse ore.